Sì, questo è un sito che comunque ha PIL a livello internazionale, cresce a due cifre come movimento turistico. Già avevamo annunciato al primo anno che al 10° anno avremmo raggiunto il milione di presenze turistiche partendo da poco meno di 200.000 presenze. Dall'altro ovviamente la grande preoccupazione ma anche la grande responsabilità di indicare la via circa i temi della sostenibilità e della visita di un territorio e della gestione di un territorio che è assolutamente patrimonio dell'umanità. Pensiamo bene alla dizione patrimonio dell'umanità e quindi non è solo nostro ma del mondo intero. Fin dall'inizio si diceva bisogna fare sistema, deve essere una rete capace di crescere nell'accoglienza, nella professionalizzazione, nelle competenze. Sta succedendo questo? È soddisfatto? Ma sì, si sta crescendo bene, soprattutto il flusso turistico, il movimento turistico che in gran parte è rappresentato da un turismo non domestico, perché quasi il 70% dei turisti qui sono stranieri, e ci permette di crescere, ma crescere anche da un punto di vista qualitativo, stimolati ovviamente diciamo, da una presa di coscienza, di una visione, di una cultura internazionale che magari prima non c'era. Stiamo parlando di questo sito da qualche minuto, non abbiamo ancora nominato il vino. Significa che siamo sulla strada giusta, proprio un sito che parla di territorio, c'era la preoccupazione all'inizio che fosse solo dedicato al prosecco. No, guarda, il vino è una produzione all'interno del sito Patrimonio dell'Umanità. Diciamo che i coltivatori, i viticoltori hanno plasmato questi territori, tanto è vero che almeno un paio di componenti nella diciamo, tutela come patrimonio dell'umanità devono essere riconosciuti all'opera dell'uomo e questo è il grande valore. Dopodiché il sito Patrimonio dell'Umanità voglio ricordare che ha il 50% della sua area a boschi e voglio ricordare che i vigneti nel sito Patrimonio dell'Umanità sono vigneti storici già censiti a fine 800, dopodiché è ovvio è cambiata la tipologia della coltivazione delle viti coltivate, visto e considerato che siamo passati dai vini rossi ai vini bianchi.